Il team della regione in visita a Lampedusa, arrivi e quarantena gestiti malissimo dal governo nazionale. La Sicilia non può permettersi un nuovo lockdown. Ad Agrigento non verrà raccolto l'umido, la colpa è delle discariche che mancano. L'assessore Amel è pronto a inviare rifiuti al nord. Concorso, 70.000 siciliani aspirano a diventare docenti, nuovo anno dell'Equa di Agrigento, direttive per la scuola dell'infanzia. Agrigento intitola una via a Giancampione, a Comitini il sipario d'oro. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con le informazioni. Immigrazione e Covid, il team della regione in visita a Lampedusa. L'assessore alla salute Razza si dice preoccupato degli assembramenti spiaggia, movida e supermercati. Il governatore ha nel cassetto nuove restrizioni per la Sicilia perché non può permettersi un nuovo lockdown in autunno. C'è il servizio. L'assessore regionale siciliano alla salute Ruggero Razza a Lampedusa per seguire da vicino l'evolversi dell'emergenza migranti. Con l'esponente del governo c'è anche Guido Bertolaso che sta seguendo per la presidenza della regione la fase post-lockdown. Il capo della protezione civile regionale Salvo Cocina e la manager dell'ASP di Palermo Daniela Faraoni. Nel corso della visita si è svolta anche una ricognizione nel poliambulatorio dell'isola. È uno dei siti che potrebbero ospitare il nuovo ospedale delle Pelagie che il governo regionale intende realizzare. Si completa questa intensa giornata a Lampedusa che è stata destinata essenzialmente a due obiettivi. Il primo di carattere sanitario, che per una volta non si occupa della questione dei migranti ma che si occupa dei cittadini di Lampedusa, dei turisti che vengono a Lampedusa e delle persone che vivono sull'isola, sia quella di Lampedusa che quella di Linosa. Il presidente Musumeci alcune settimane fa aveva lanciato una proposta, l'idea che sull'isola si potesse realizzare una struttura ospedaliera. C'è un ospedale a Lipari, ce n'è un altro a Pantelleria. Lampedusa, che è simbolo non soltanto di accoglienza o di arrivo in Europa, ma che è un simbolo nel mondo, una città che era stata destinata, un'isola che era stata destinata del premio Nobel, la meta del primo viaggio di Papa Francesco. Bene, la regione siciliana sta realizzando lo studio di fattibilità dell'ospedale di Lampedusa. Abbiamo lavorato con la nostra assistenza tecnica per assicurare una copertura economica. Oggi con Guido Bertolaso, insieme al sindaco Martello, abbiamo individuato l'area che è adeguata alle esigenze della realizzazione di una struttura ospedaliera e quindi entro la fine del mese di agosto partiranno le procedure previste dalla legge per lo studio di fattibilità ed entro la fine dell'estate, speriamo di poter avere anche la prima bozza di progetto. Questo per quanto riguarda quello di cui di solito ci si occupa di meno, le persone che vivono normalmente a Lampedusa. Poi ovviamente ci siamo occupati, come era giusto che fosse, della grande emergenza nell'emergenza, l'emergenza sanitaria connessa allo sbarco di migranti nella fase non di grande picco epidemico, ma comunque nella fase nella quale l'epidemia è e resta un'epidemia circolante. Qui abbiamo davvero potuto vedere delle cose che ci fanno comprendere come quando il Presidente della Regione ha detto che da parte del Governo nazionale non esiste un piano per l'emergenza migranti, forse è stato anche troppo generoso. Nell'isola in controtendenza sui contagi, in aumento, mentre in quasi in tutto il resto del paese la curva è stabile o addirittura scende, gli sbarchi non sono più soltanto una questione politica, è un'emergenza sanitaria. Ecco anche i primi risvolti economici. Ci arrivano segnalazioni a Fermarazza su molte prenotazioni di turisti cancellate per il potente effetto mediatico degli sbarchi, che però si dice ancor più preoccupato della totale improvvisazione del governo nazionale. La dimostrazione concreta delle carenze, Razza l'ha vissuta sabato a Pozzallo. C'erano quasi un centinaio di migranti, tutti ammassati sul molo dopo aver passato lì la notte. La vera follia è che erano arrivati a Lampedusa, sono stati portati a Pozzallo e da qui in autobus a Porto Empedocle. Ancor più allucinante prosegue la sorte di altri ospiti sbarcati in Sicilia, trasferiti a Bari, lì rifiutati e ora riportati a Pozzallo. Una gestione schizofrenica dell'emergenza testimonia anche una grottesca scelta di allestire la tendopoli a Vizzini, a Fermarazza, che prosegue.
Il governo ha dato almeno due segnali: la sanatoria sui braccianti e l'annunciata abolizione dei decreti Salvini, con l'effetto devastante di un mega spot per i flussi, soprattutto dalla Tunisia, da dove arrivano i migranti più pericolosi e difficili da gestire. Con un recente esempio concreto, il caos al San Paolo Palace di Palermo, dove le giovani dottoresse, rivela l'assessore, sono state per ore in balia di alcuni tunisini che avevano scambiato un hotel scelto dalla regione per la quarantena degli asintomatici e utilizzato dal Ministero anche per i migranti, in una specie di cara dove chiedere sigarette e schede telefoniche. E col ritorno della nave quarantena al largo di Porto Empedocle, il Blitz sarà anche l'occasione per rilanciare l'altra vertenza siciliana, la dichiarazione dello stato d'emergenza. È incomprensibile perché, a fronte di un numero di sbarchi già superiori ai 2111 e con la proroga dell'emergenza epidemiologica a ottobre, il governo perde ancora tempo. Ma nell'estate in cui il virus non è andato in ferie, pur mostrando meno virulenza, il fronte degli sbarchi non è l'unico aperto per la sanità siciliana, che sta facendo uno sforzo titanico nella gestione dell'emergenza. Razza è preoccupato per gli assembramenti strada, spiagge, supermercati e luoghi della movida, anche perché la Sicilia, dice, non può permettersi un nuovo lockdown in autunno. E Musumeci è pronta a misure più restrittive per scoraggiare gli indisciplinati. Non è da escludersi una nuova ordinanza anche in piena estate, per rispondere al nuovo mantra: non possiamo permetterci di nuovo il lusso di congelare la Sicilia. Sono 10 casi di positività al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. A rivelarlo il bollettino del Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sull'andamento dei contagi nel nostro paese. In Sicilia sono 34 le persone attualmente ricoverate, 3 di queste sono in terapia intensiva, 256 quelli in isolamento domiciliare, per un totale di 293 persone attualmente positive. Covid, arriva il nuovo DPCM, proroga dell'obbligo di mascherina sui treni e ancora distanziamenti. C'è servizio. Obbligatoria la mascherina al chiuso, metro di distanza, igiene delle mani e divieto di assembramento. È questa la base per il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in tema anti-Covid, che sarà firmato dal Presidente del Consiglio entro la fine della settimana. Per gli altri temi da affrontare, ieri i ministri hanno inviato a Palazzo Chigi le loro richieste. L'aspetto più delicato da affrontare è quello dei trasporti. Prova ne sia la richiesta della ministra Paola De Micheli di essere ascoltata dal Comitato Tecnico Scientifico. L'idea è quella di passare dall'attuale riempimento del 50% al 75-80%, grazie anche alle altre misure di protezione: mascherine, controllo della temperatura, tracciamento dei passeggeri. Sui trasporti la posizione è chiara: il distanziamento di 1 metro deve essere garantito sia sull'alta velocità sia sui treni, metropolitane, autobus regionali e locali. Diverso il discorso per gli aerei, a meno che non arrivi la richiesta di un nuovo parere dalle compagnie o dal governo. Il Comitato Tecnico Scientifico si è già espresso e resta convinto che la sicurezza sia garantita dallo speciale ricambio dell'aria, purché a bordo si indossi sempre la mascherina. Quindi niente distanziamento tra un posto e l'altro. Per le discoteche, tecnici scienziati sono dell'idea che al momento non ci sono i presupposti per modificare le norme attualmente in vigore. Dunque una capienza di massimo 200 persone al chiuso e di 1000 all'aperto. Lo stesso discorso vale per gli stadi, per le partite di calcio, ma non solo. Ad oggi, dicono dal Comitato Tecnico Scientifico, non ci sono le condizioni epidemiologiche per consentire il ritorno dei tifosi. La questione verrà comunque riaffrontata più avanti, quando ci si avvicinerà alla data di inizio del campionato previsto per il 19 settembre. Al marito aveva detto che andava a Milazzo ad acquistare un paio di scarpe in un centro commerciale, ma poi ha percorso quasi 100 km verso Palermo e non 30. La donna ha abbandonato l'auto dopo un lieve tamponamento con il figlio di 4 anni. Di loro nessuna traccia. Vediamo. È ancora avvolta nel mistero la scomparsa di una donna di 43 anni, Viviana Parisi, una DJ di origini torinesi, e del suo bambino, Gioele Mondello, di 4 anni. La Polizia di Stato li sta cercando da lunedì pomeriggio, quando dopo un incidente autonomo sull'autostrada 20 Messina-Palermo, all'altezza della frazione di Torre del Lauro di Caronia, la donna si sarebbe allontanata con il figlioletto nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce. Tra le ipotesi vi sono quella della perdita d'orientamento della 43enne o quella secondo cui la donna avrebbe fermato un'auto per avere un passaggio e raggiungere una non precisata meta in direzione Palermo.
Ad avvertire le forze dell'ordine è stato il marito della donna, un musicista e DJ della costa tirrenica, che non ha visto rincasare la compagna e il figlio a Venetico, dove risiedono, e che anche sul proprio profilo Facebook ha richiesto aiuto a tutti i suoi contatti per avere notizie. Una cugina della donna avrebbe riferito che la 43enne aveva detto al marito che sarebbe andata al centro commerciale di Milazzo per comprare delle scarpe al bambino, ma poi dei due non hanno avuto più notizie. I familiari non si spiegano cosa possa essere accaduto alla donna, descritta come una madre amorevole e apprensiva, attaccata alla sua famiglia e al figlioletto di 4 anni. Sono in corso le ricerche della Polizia Stradale di Messina, che ha lanciato un appello a tutti coloro i quali siano in grado di fornire notizie utili per rintracciare i 2 scomparsi. In azione per ritrovarli anche carabinieri, polizia municipale, 2 unità TAS specializzate nelle attività di ricerca, il nucleo cinofili, un elicottero dei vigili del fuoco, protezione civile e volontari. Sulla scomparsa indaga la Procura della Repubblica di Patti, è stato aperto un fascicolo per chiarire i punti oscuri della vicenda. Viviana Parisi avrebbe dovuto percorrere una trentina di chilometri, invece ne ha percorsi oltre 100 fino a quando ha avuto un banale incidente con la sua auto, una Opel Corsa, ritrovata nei pressi della galleria Pizzo Tour da Caronia. Non si esclude l'ipotesi di un allontanamento volontario, ma il motivo resterebbe ignoto. Le indagini mirano anche a definire la personalità di Viviana Parisi e stanno analizzando i contenuti del suo profilo Facebook, dove parla del suo rapporto intenso con il figlio. Solo poche settimane fa la donna e il marito, entrambi musicisti, avevano pubblicato sui social network l'ultima traccia prodotta insieme. Anche durante la notte appena trascorsa, polizia stradale, vigili del fuoco, carabinieri, uomini della forestale, protezione civile, volontari ed esperti di topografia hanno perlustrato le campagne di Caronia e dei paesi vicini, compresi ruderi e casolari abbandonati, senza trovare la 43enne ed il figlio. La prefettura di Messina ha attivato ieri il piano provinciale di intervento per la ricerca di persone scomparse. Sono 2 attualmente le ipotesi più probabili per gli investigatori. Quella secondo cui la donna, che negli ultimi tempi pare soffrisse di depressione, abbia compiuto un gesto estremo, oppure quella dell'allontanamento volontario con l'aiuto di qualcuno. Possibili disservizi domani e sabato prossimo ad Agrigento nella raccolta differenziata. Il motivo, secondo quanto fatto sapere dalle imprese esecutrici, sarebbero riconducibili ad una riduzione del quantitativo di umido che sarà possibile conferire nella stazione di Lercare. L'assessore all'ecologia del comune di Agrigento, Nello Amel, scrive uno sfogo sulla sua pagina Facebook in cui si legge: cosa si può fare contro un sistema imbalsamato che la regione tiene in piedi bloccando tutte le discariche disponibile in 1000 pastoie, se poi la magistratura per dovere di legge sequestra altri impianti perché gestiti in modo anomalo o per pregresse residue illegalità, la situazione diventa ancora più tragica. Puoi sbatterti la testa al muro per protesta, prosegue Amel, ma ti romperai solo la testa. E Amel, nel denunciare i ritardi del sistema rifiuti, ha annunciato anche che provvederà a prendere contatti per conferire al nord. Mentre il presidente della regione Nello Musumeci continua il suo attacco nei confronti dei dipendenti regionali accusati di grattarsi la pancia e costretti a rinunciare alle ferie, uno dei capigruppo della sua maggioranza, Carmelo Pullara, rilancia proponendo che anche i deputati regionali non si fermino. Lello Casesa. Qualche giorno addietro il deputato autonomista Carmelo Pullara, capogruppo popolare in maggioranza con il presidente Musumeci, aveva lanciato una provocazione. I deputati regionali continuano a lavorare anche ad agosto. Assisto alla querelle che si sta consumando in questi giorni tra dipendenti e dirigenti regionali attorno alla questione ferie, dice sempre Pullara, e ritengo sia giusto e necessario che tutti, a partire dalla politica, passando per il direttore e dirigente e continuando con funzionari e dipendenti vari, mettano tutto in secondo piano e lavorino nell'interesse dei siciliani. Durante il lungo periodo di lockdown ci siamo riposati tutti, politica e burocrazia. La politica dia il buon esempio sia a Parlamento che Governo, non fermandosi per la pausa estiva, e sono certo che l'apparato burocratico seguirà a ruota con l'appoggio dei sindacati. L'Assemblea non ha ancora deciso cosa fare, in genere il lavoro si ferma nella prima decade del mese di agosto, ma la decisione spetta alla conferenza dei capigruppo già convocata per decidere.
Ed infatti durante i lavori della conferenza ho comunicato, dichiara immediatamente il presidente dell'Assemblea Gianfranco Miccichè, che abbiamo dei doveri, ma certamente tra questi non c'è quello di andare in ferie, specialmente in un momento in cui la Sicilia vive parecchie difficoltà. Pertanto, siccome ci sono leggi il cui esame deve essere concluso, vi comunico in maniera assolutamente serena che possiamo restare qui fino a Ferragosto. È la risposta secca di Gianfranco Miccichè dopo le polemiche di questi giorni sul tema tra la burocrazia regionale e i dipendenti, in particolare all'assessorato regionale all'energia, dove tra l'altro il dirigente ha sospeso le ferie a tutti i dipendenti fino a Ferragosto, in attesa di smaltire il pesante ritardo accumulatosi durante il lockdown. I sindacati si sono opposti perché dicono non si può negare il riposo al personale minacciando azioni legali. Ed anche Confindustria è scesa in campo per difendere i lavoratori. Ci sono i privati che vanno avanti e il pubblico che torna in ufficio e fra le proteste viene costretto a rinviare le ferie. Nello Musumeci dovrebbe chiedersi, dichiara il presidente degli industriali, come rimetto a regime la macchina amministrativa. La politica è anche questo, bisogna ragionare insieme con i sindacati sulla riorganizzazione, non ci si può svegliare all'improvviso e gridare. Da noi, conclude il leader di Sicindustria, le commesse ci costringono ad accelerare in estate. Alla regione invece la commessa è sempre costante. Il dirigente all'energia Tuccio D'Urso fa bene a porre obiettivi, ma Musumeci non dovrebbe accorgersene solamente adesso. Commissariata l'azienda sanitaria di Agrigento, l'assessore alla salute Ruggero Razza nella giornata di ieri ha provveduto a nominare Mario Zappia, originario di Bronte, già funzionario regionale e commissario dell'ASP di Siracusa, che andrà a ricoprire il ruolo di direttore generale e commissario. In carica rimarranno sia l'attuale amministrativo che quello sanitario. Caccia alle cattedre, 70.000 siciliani si iscrivono al concorso, 1 su 7 delle 500.000 domande arriva da residenti nell'isola. Vediamo. Precari della scuola siciliani all'assalto del concorso a cattedra. I dati diffusi ieri dal Ministero dell'Istruzione sui partecipanti alle 2 procedure concorsuali, infanzia primaria e primo e secondo grado, sono impressionanti. Oltre 68.000 candidati arriveranno dalla Sicilia per dire addio all'incubo del precariato o per intraprendere una nuova strada. Soltanto la Campania, con 87.000 partecipanti, ci supera in termini di aspiranti maestri e professori. Per la prima delle 2 selezioni siciliane hanno battuto ogni record, oltre 9.000 istanze presentate, più di tutti. Ma un candidato alla cattedra su 3 nato nell'isola ha presentato domanda in un'altra regione, perché le istanze inoltrate per le cattedre disponibili in Sicilia sono meno di 47.000. Questo significa che più di 21.000 potenziali docenti isolani hanno preferito inviare la domanda per una regione dove i posti disponibili sono di più, Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, perché le cattedre libere in Sicilia sono davvero poche, 292 su quasi 13.000 a livello nazionale, per la scuola primaria e dell'infanzia, pochi di più, in proporzione per la scuola secondaria, ma i numeri nascondono 1.000 storie di speranza e di vita già vissuta. Scuole dell'infanzia, linee guida per la fascia 0-6, il servizio di Lello Casesa. Sono state pubblicate sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione le linee guida per la ripresa dell'attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per la fascia di età dai 0 ai 6 anni. Viene data particolare attenzione al benessere dei bambini, ci saranno infatti gruppi, sezioni stabili organizzati in modo da essere identificabili con l'individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, docente e collaboratore con lo scopo di semplificare l'applicazione delle misure di contenimento ad eventuali casi di contagio e limitare l'impatto sull'intera comunità scolastica. Il testo, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, prevede aree strutturate con fascia differenti di età anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, utilizzando materiale ludico, didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi, sezioni di bambini.
Particolare attenzione sarà data all'uso degli spazi esterni e di tutti gli spazi disponibili che potranno essere riconvertiti per accogliere stabilmente i gruppi di relazione e gioco. Diventa importante dunque il momento dell'accoglienza, che è preferibile organizzare all'esterno, prevedendo possibilmente punti di ingresso e uscita differenziati. Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore con mascherina durante la permanenza all'interno della struttura. Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio si potrà tenere un registro delle presenze per le eventuali persone che accedono alla struttura. Per i più piccoli all'interno delle scuole non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea all'ingresso, ma bambini e personale non dovranno avere sintomatologie respiratorie o temperatura corporea oltre 37 gradi. Anzi 37,5. Non dovranno essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, né a contatto con persone positive per quanto di propria conoscenza negli ultimi 14 giorni. Resta confermato che per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina. Tutto il personale è tenuto invece all'utilizzo corretto di dispositivi di protezione individuale. Università e Covid, il presidente del Consorzio Empedocle Mangiacavallo spiega la possibilità con cui verrà affrontato il nuovo anno accademico e intanto gli uffici di segreteria continuano in modalità smart working le immatricolazioni degli studenti per le iscrizioni ai corsi di laurea. Il nostro direttore Arturo Cantella. Dottor Mangiacavallo, lei nuovo presidente, parte, riparte con una nuova veste, una nuova società, insomma il nuovo progetto dell'Università di Agrigento. Sì, in effetti partiamo con obiettivi e progetti nuovi. Abbiamo raggiunto una intesa eccezionale con gli altri componenti del Consiglio di amministrazione, potremmo avvalerci anche dell'esperienza maturata all'interno del Consorzio da parte del dottore Di Maida, che ha retto le sorti di questo ente per un bel po' di tempo in un momento di difficoltà. Abbiamo anche stabilito un nuovo progetto e principalmente gli obiettivi da raggiungere e in primo luogo con una applicazione immediata è quello di promuovere accanto all'attività didattica e all'attività di ricerca tipiche del mondo universitario un'altra componente che fra l'altro ora è entrata a pieno titolo nella valutazione delle attività universitarie, cioè l'impegno della terza missione, che consiste nell'inserire il mondo dell'università, il mondo del sapere nel contesto del territorio. Nel caso specifico del nostro territorio, che esprime delle potenzialità straordinarie in vari settori vitali, non solo dell'economia ma anche della società in genere. Non possiamo dimenticare il mondo del turismo, il mondo dell'agricoltura, il mondo dei beni culturali, il mondo enogastronomico, il mondo dell'ittico conserviero e perché no, anche il mondo della sanità, che anche in funzione di quelle che sono le nuove disposizioni per quanto riguarda l'emergenza coronavirus richiede un incremento del numero delle professioni sanitarie, per cui stiamo seriamente pensando a rivolgere lo sguardo anche al mondo di coloro i quali vogliono o completare il corso di formazione specialistico o a quelli che vogliono dedicarsi alle attività sanitarie con dei corsi di laurea o comunque con dei corsi specializzanti all'interno del consorzio. Siamo convinti che da soli non possiamo fare molto, non possiamo fare lunga strada ed è per questo motivo che ci siamo rivolti con determinazione e convinzione agli attori, ai protagonisti della crescita e dello sviluppo di questa provincia. Mi riferisco agli enti locali, cioè ai sindaci e perché no anche all'ex provincia. Mi riferisco agli ordini professionali, al mondo imprenditoriale che è, sia pur limitatamente dal punto di vista quantitativo, ben rappresentato nella nostra provincia. Mi riferisco al mondo della imprenditoria finanziaria e del mondo del credito, mi riferisco, l'ho detto e lo ripeto, agli ordini professionali, alle forze sociali, a tutti coloro i quali hanno un ruolo che può assicurare collaborazione fattiva con il nostro impegno, che lo ripeto è già vivo, ha delle mire particolarmente ambiziosi, non è presunzione, ma credo che sia la consapevolezza di un impegno e di una responsabilità che sentiamo forte.
I giovani della provincia di Agrigento, anche se non manifestamente, chiedono risposte concrete alle loro esigenze, alle loro richieste. Sono fermamente convinto che molti sono stati costretti ad emigrare dal punto di vista culturale, dal punto di vista della formazione, alla ricerca di nuovi orizzonti, e questo è un altro obiettivo. Vogliamo aprire nuovi orizzonti alle nuove generazioni della provincia di Agrigento, e se continuerà il sostegno e l'aiuto delle istituzioni del riferimento, cioè l'università e l'assessorato alla formazione, è probabile che il nostro percorso sarà facilitato. Noi, ripeto, ce la metteremo tutta, cerchiamo che anche gli altri facciano la loro parte. Inizia il nuovo corso del Consorzio Universitario Agrigentino con tante offerte, iniziano le iscrizioni, quindi un appello da parte del nuovo direttivo. Proprio il giorno 1 agosto sono iniziate le immatricolazioni. Stiamo registrando particolare attenzione, particolare interesse da parte dei nostri studenti. Credo che quest'anno noi faremo dei numeri importanti, anche perché è importante l'offerta formativa che oggi offriamo al territorio, ben 6 corsi di laurea. Tra l'altro quest'anno la grande novità che per situazioni di studenti che si iscrivono, che hanno un reddito ESEE fino a 25.000 euro, diciamo, non pagheranno nessuna tassa di iscrizione. La nostra Università di Palermo, che è l'università di riferimento, sta attraverso i propri corsi vuole offrire al territorio diciamo, un livello alto di corsi di laurea. Il consorzio universitario dal canto suo cercherà di offrire e garantire tutti quei servizi necessari per far sì che i giovani possano trovare nel consorzio universitario, nell'Università di Palermo, dei punti di riferimento importanti per la loro crescita formativa e culturale. Mezzo chilo di cocaina dalla Calabria alla Sicilia, Corriere fermato a Messina il trafficante, un ragazzo di soli 20 anni ma è già con precedenti penali. La droga al dettaglio avrebbe fatturato circa 100.000 euro. I dettagli nel servizio. I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno sequestrato oltre mezzo chilo di cocaina, trasportata su un'autovettura in transito nella città di Messina. È arrestato un corriere deputato al trasporto del narcotico. L'attività operativa, frutto dell'intensificazione dei controlli per il periodo estivo sui mezzi in transito nella città dello Stretto, ha consentito di trarre in arresto un 20enne calabrese, già aggravato da precedenti di polizia, nonostante la giovane età. Il corriere, ora tratto in arresto per essere sottoposto al giudizio per direttissima, è stato individuato e bloccato dai militari del gruppo di Messina allo sbarco dei traghetti provenienti dalla Calabria, grazie all'ausilio delle unità cinofile del corpo. Lo stupefacente, che al dettaglio avrebbe fruttato circa 100.000 euro, risultava custodito in un involucro, fasciato con strati di cellophane e sigillato con nastro da imballaggio, occultato all'interno di un incavo del vano motore dell'autovettura presa a noleggio, nell'inutile tentativo di sfuggire ai controlli e dal fiuto del cane antidroga. L'operazione si inquadra nell'ambito di un'attenta ed approfondita analisi di rischio volta al monitoraggio dei punti di ingresso e di uscita della città peloritana, per il contrasto dei traffici illeciti posti in essere da soggetti che, sfruttando il sopraggiungere della stagione turistica e il notevole incremento di passeggeri che raggiungono l'isola, provano a sfuggire ai controlli, mescolandosi agli inconsapevoli turisti. L'attività effettuata dimostra ancora una volta la centralità della città di Messina quale porta d'ingresso dello stupefacente in Sicilia, nonché punto strategico per il transito e lo smercio di ingenti partite di stupefacenti, primaria fonte di finanziamento della locale criminalità organizzata. Per tali ragioni l'attenzione delle Fiamme Gialle messinesi e della locale Procura della Repubblica è altissima rispetto ad un fenomeno criminale di così grave impatto sociale e sintomatico, peraltro, dell'esistenza di agguerrite e strutturate organizzazioni criminali in grado di gestire quantitativi così rilevanti di droga. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Edizione 2020 del premio Sipario d'Oro. L'evento si terrà a Comitini il prossimo 22 agosto. Arturo Cantella. Alla valorizzazione del territorio nelle sue diverse espressioni di arte, cultura, scienza, scuola, giornalismo, teatro, cinematografia e spettacolo.
La prima edizione del Sipario d'Oro fu proprio celebrata nel piccolo paese storico agricolo di Comitini, nucleo abitativo presente nella storia regionale, sia per i moti del 1600, conto la decima, una tassa voluta dai Borboni, sia per il prestigioso museo che proprio il Palazzo Bellacera espone ai tanti turisti e che rappresenta un riferimento forte e pregnante nella storia del territorio agrigentino, anche per l'assistenza storica dei duchi di Cesarò, che diedero l'inizio nel 1600 a fondazioni di numerosi centri abitativi nella provincia di Agrigento. Per queste ragioni storiche è stato scelto da anni il piccolo centro agrigentino di Comitini, che vuole essere metafora positiva di tanti piccoli centri della provincia, a volte ingiustamente trascurati, seppur carichi di storia e di cultura. Il Sipario d'Oro 2020 viene attribuito dalla commissione presieduta dal giornalista Lello Castaldo, direttore della testata online Sicilia 24, e dai rappresentanti delle varie attività provinciali agrigentine. Tra qualche giorno saranno resi noti i nomi dei premiati. Costa Bianca Estate è un'iniziativa che la Tourist Service di Emanuele Farrugia ha voluto organizzare dopo il lockdown, un evento sicuramente impegnativo e nella speranza, insomma, che si possa ripartire. Questo cartellone importante, interessante, è stato realizzato con lo spirito della ripartenza. Devo ringraziare il Comune di Realmonte per averci messo a disposizione il teatro, ma fondamentalmente devo ringraziare tutti gli artisti, tutte le compagnie teatrali, i cabarettisti che si sono messi in campo senza nessun cachet. Quindi noi stiamo facendo questa rassegna teatrale solo con lo sbigliettamento. Invitiamo tutti ad essere presenti, ripeto, per dare una mano alla ripartenza, perché purtroppo il nostro è uno dei settori più danneggiati in assoluto. Veramente stiamo avendo dei grandi danni, tutti i grandi eventi annullati, tutti gli spettacoli annullati. Questo è un sacrificio che stiamo facendo, dove ognuno di noi sta mettendo la propria parte. Io sto mettendo gli impianti, l'organizzazione, la biglietteria, gli artisti stanno mettendo la loro grande competenza, la loro grande professionalità, tutto a disposizione del pubblico, con lo spirito solo ed esclusivamente di ripartire e di rimetterci in moto ritornare alla normalità. Ricordiamo qualche nome, ricordiamo anche dov'è l'evento. Sì, l'evento è al Teatro Costa Bianca, Lido Rossello a Realmonte, ci sono nomi importantissimi, Manlio Dovì il 10 di agosto, il 13 Milici e Mandreucci, poi ci sarà Toti e Totino il 16, il 19 ci sarà Lipari, ma continuiamo con i fratelli Savatteri, sia Marco che Fausto, e Ilaria Bordenga con il suo gruppo di musicisti e anche di arte circense, per non citare poi importantissimo anche Giovanni Moscato e tutta la sua compagnia del Teatro della Posta Vecchia. Vi aspettiamo al Teatro della Costa Bianca, la prevendita è attraverso il box office in via Emera numero 27 e si può comprare anche online sul sito webtic.it. Agrigento intitola una sua via al cantante e musicista Gian Campione. C'è il servizio. Giovedì pomeriggio alle ore 18 si terrà una cerimonia di intitolazione dell'attuale via Ortolani nei pressi della chiesa Santa Lucia al noto musicista agrigentino Gian Campione, riconosciuto come ambasciatore della canzone siciliana nel mondo. Ieri sera presso i locali dell'Accademia Belle Arti Michelangelo del professor Alfredo Prado si è tenuta una riunione operativa per coordinare l'evento, alla presenza della moglie del musicista Lida D'Angelo e di diversi cantanti e cantautori agrigentini che saranno presenti all'evento e che dedicheranno una loro performance al cantante agrigentino. A coordinare l'evento Mario Versa, Nene Sciortino. Pensiamo di dedicare questo momento particolare alla scoperta delle targhe in memoria di Gian Campione per l'intitolazione della via Ravanusella a Gian Campione, ambasciatore della canzone siciliana nel mondo. Una scaletta molto breve perché siamo ancora sotto Covid-19, quindi non possiamo fare quello che avevamo pensato di fare, cioè dedicare con un bello spettacolo con i canti di Gian Campione, e questo non è possibile evidentemente, e quindi ci limitiamo a una cerimonia molto sobria
però qualche sorpresa ci sarà. Tanti gli artisti, vediamo che siete in questo momento riuniti per coordinare l'evento, ne possiamo nominare qualcuno che partecipa? Sì, sicuramente, perché tutti gli artisti agrigentini sono amici di Giancampione e andiamo spero di non dimenticare qualcuno, così ecco, sommariamente Giovanni Moscato, Gigi Finestrella, Maria Versa, Maria Rita Napoli, Peppe Aversa, Franco Sodano, i Dioscuri con Giovanni Lobrutto, Filippo Lobrutto, Edoardo Cicala, Giovanni Gallo, tanti amici, artisti agrigentini, amici di Giancampione. Anche il maestro Finestrella presente a questa cerimonia che giovedì sera si svolgerà in onore a Giancampione, un grande artista agrigentino cui tu sei particolarmente legato. Con Dottor Campione diciamo che abbiamo vissuto gran parte della nostra vita con musica, con i dinamici dove lui faceva parte come cantante, poi ho avuto l'onore e il grande piacere di aver trascritto io tutte le musiche, quindi tutte le composizioni di Dottor Campione, perché ovviamente dovevano essere depositate alla SIAE e dovevano essere trascritti in musica per poter poi inviarli direttamente a Roma per i diritti di autore, ed era giusto che era così e io mi sono, come dire, onorato di aver trascritto almeno un 300 brani di Totò Campione, lavorando con massima attenzione, massima serietà e grande affetto verso Totò. Quindi non potevo e non dovevo essere presente domani per questa occasione che Agrigento sta dando anche a Totò, del merito di poter dedicare anche a lui una strada meritata veramente. Quindi un grazie anche al sindaco e alla giunta comunale di Agrigento che ha fatto sì che questo sogno da parte di tutti noi sia avverato e che sia giusto così. Ho conosciuto Totò almeno 45 anni fa, ragazzino. Andavo con lui a suonare la chitarra nei concerti che si facevano nelle piazze. Poi ci siamo lasciati perché io ho continuato con il mio gruppo dei Dioscuri e ho avuto la fortuna di fare l'ultimo disco, di arrangiare l'ultimo disco di Giancampione, il disco Calura. E c'è un aneddoto che mi ha colpito tantissimo, che quando lui ha ascoltato per la prima volta le basi musicali, dove ci ho lavorato più di 3 mesi, si è messo a piangere, con la cuffia alle orecchie si è messo a piangere. Dico: Totò, ma perché piangi? Chi era? Perché stai piangendo? Perché non ho mai sentito gli strumenti veri nei miei dischi, perché lui era abituato a suonare a Catania con le tastiere dove c'era basso elettrico incorporato, batterie e tutte le altre cose. E quindi faceva un disco nel giro di 24 ore a Catania. Con me ci ha messo 3 mesi. E questa è la cosa che mi ha colpito di più del mio grande amico Totò e sono contento di partecipare all'intitolazione di questa via. Ciao Totò, sei sempre con noi. Finalmente il sogno si è avverato, era 15 anni che lo aspettavo, grazie al sindaco Firetto, grazie a Maria Versa, grazie al preside Prado e grazie anche alla prefettura toponomastica di Agrigento. Ma quello che più mi gratifica è l'affetto che tutto il popolo siciliano, agrigentino e soprattutto i connazionali del Belgio ancora tuttora oggi dimostrano per Giancampione. Grazie veramente a tutti. Roma e affari da rosa, quando passo mi chiama e mi fa: Veni ti figlio Talia, il giardino ciuruto cerca. Viste ogni giardino un candato, dalla testa virreali ti fa. Si già si ripaga di sordi, calo mondo a comincia di ca. Nisto giardino una volta ci casivano principi e re, ora è rignanti di nero e pagano ci casi queghe. A Castel di Tusa l'imprenditore e mecenate Antonio Presti presenta il controesodo culturale per rivitalizzare il paese. I dettagli nel servizio.
Il maestro e mecenate Antonio Presti continua il percorso di donazione alle comunità della Valle della Lesa, sull'asse antropologico e sociologico che vede scorrere intere comunità di giovani verso luoghi altri dalla Sicilia. Con uno sradicamento e un distacco che annulla ogni futuro, Antonio Presti ha deciso di infondere luce sui valori dell'identità e dell'appartenenza, restaurando la forza della specificità e il valore della conoscenza come strumento di unione e di relazioni maieutiche. La prima tappa del progetto Alesa si è svolta a Castel di Dusa, dove numerosi bambini e giovani sono stati protagonisti di un processo creativo condiviso, partecipando a un laboratorio fotografico. L'obiettivo del controesodo è quello di rivitalizzare il presente grazie alle più solide agenzie educative, in primis la famiglia e la scuola, rinsaldando i legami con la natura e il paesaggio, le reti delle persone e le infrastrutture identitarie della comunità. Un diktat spirituale e civile che il presidente della Fondazione Fiumara d'Arte vuole lasciare come vera e propria eredità. È sempre col cuore aperto per questo territorio e soprattutto per dare messaggi ai giovani e alle nuove generazioni di amare e rispettare la propria terra, di non abbandonare i luoghi. Questo grande progetto che vorrei innestare nella Valle della Lesa con il linguaggio fotografico si chiama Controesodo, un controesodo culturale, un controesodo di pensiero, dove anche dall'altra parte afferma come col valore della cultura e del presidio di queste grandi opere monumentali e di tutte queste azioni culturali che la Fondazione continua a fare per amore e per cuore di questo territorio. Ecco, questo afferma anche per i giovani il senso del futuro. Ecco, non dimentichiamo che la Valle della Lesa è una delle vallate più famose al mondo, non solo per la sua storia e la sua identità, ma anche per questo innesto che la contemporaneità ha trovato nell'arte, il respiro e il valore. E oggi questo controesodo culturale si innesta con un senso spirituale, un controesodo che già ho fatto a Catania e Librino, che ha avuto un grandissimo successo e riconoscimento, e l'ho voluto estendere alla vallata della Lesa, partendo da questa piccola comunità di Castel di Dusa, coinvolgendo tutte le famiglie e tutti i bambini. E in questi giorni d'estate che tutti vanno al mare, è bello mentre si va al mare, a quel gioco, a quel divertimento, trovare lungo il cammino delle immagini di tutti questi bambini che con un abbraccio corale restituiscono il valore universale delle parole del cantico di San Francesco. Laudato sia mio Signore, sorella Luna, fratello Sole, saranno questi nuovi nomi che i bambini scopriranno come identità. E in una società annichilita e anestesizzata da questo mondo tecnologico, soprattutto per i giovani, ecco, restituire cuore, anima, spiritualità mi sembra doveroso, e questo progetto lo fa tutto perché parte con innocenza e tocca il cuore di quell'essere innocenza. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.